dopo Savien Susattu ho fatto il secondo libro che si intitola I Bidrureddas e qui i protagonisti sono gli ortaggi, quindi le verdure. E lo schema è lo stesso, sempre in lingua sarda, con la traduzione in italiano. Così, se magari un bambino non conosce la lingua sarda, può chiedere in casa, ma può anche avere la traduzione direttamente sulla pagina. E il mio scopo era quello, di rendere musicale o familiare la lingua che un po' anche a casa si sta perdendo.